Questo programma è offerto da Despar, Eurospar, Interspar. Da 60 anni, il valore della scelta. Buonasera, bentrovati, Primus Inter Pares, appuntamento del lunedì e mercoledì e vi ricordo che siamo Gruppo TV7, vi ricordo che siamo in diretta anche sulla pagina Facebook, siamo in rigorosa diretta perché sono le 21 e un paio di minuti, ovviamente anche oggi, lunedì di Pasquetta, siamo qui perché la tematica è una tematica molto importante, è appunto quella del coronavirus, come vedete il titolo non è ancora finita, tutti credono inizi una strada nuova, invece la strada è ancora molto lunga da percorrere, ne parleremo questa sera sotto il profilo sanitario, ma ne parleremo soprattutto sotto un profilo economico, perché ovviamente i soldi stanziati dal governo sapete già benissimo quanti sono, però non arrivano a nessuno e specialmente a delle aziende vorrebbero capire come arrivano, in che modi arrivano e che garanzie ci vogliono, oppure se come ha detto il Presidente Conte questi soldi arriveranno facilmente perché lo Stato ne è garante. In ogni modo ne parleremo, voi da casa come di consueto potete mandare i messaggi ai numeri che vedete in sovraimpressione oppure potete telefonare. Avremo molti ospiti ovviamente in linea con Skype, da Pierpaolo Beretta, sottosegretario al MEF, Roberto Marcato, Massimo Bitonci, Andrea Ferretti, Bertin, il presidente Confindustria Venezia, insomma abbiamo un medico che è all'ospedale lavora all'ospedale di Bergamo, quindi abbiamo tanti collegamenti, quindi rimanete con noi perché vi daremo tante notizie, ovviamente anche per quanto riguarda l'ordinanza che ha fatto proprio oggi il governatore del Veneto Luca Zaia. Tutto questo con, e lo saluto molto volentieri, Marco Schesaro, sindaco di Cadore. Buonasera Marco, grazie di essere qui. Giorgio, poi saluto Giuseppe Troisio, consulente finanziario, buonasera Troisio. Buonasera. E poi saluto Antonino Pipitone, dottore diabetologo. Buonasera ad entrambi, grazie ovviamente di essere qui in una giornata di festa, anche se ovviamente festa non si può parlare perché ovviamente sono rimasti tutti a casa o quasi tutti a casa. Allora andiamo in redazione, inizio a salutare Elisabetta Corazza. Buonasera Elisabetta. Buonasera a te Giorgio, buonasera agli ospiti in studio e a chi ci segue da casa. E a chi ci segue da casa ricordo che possono partecipare attivamente alla trasmissione, basta che ci telefonano allo 049 80 777 53 oppure possono comunicare con noi attraverso gli sms al numero 345 33 41 171. Allora adesso do la linea a Dennis Maran che si trova nell'altra redazione che ci dirà tutti i numeri della giornata, ma poi rapidamente ci leggerà anche, la vedrete anche in video, l'ordinanza, la nuova ordinanza che ha fatto oggi il governatore Luca Zaia, che poco è cambiato rispetto a prima. Cercheremo anche di chiarirla poi punto per punto perché a tanti, non so per quale motivo, però non è riuscito a comprenderla per bene. Allora buonasera Dennis intanto. Buonasera a tutti anche da parte mia. Come hai detto tu Giorgio, allora visto che abbiamo molta carne al fuoco andiamo velocemente con i dati di giornata. Cominciamo con quelli diramati alle 18 dalla Protezione Civile Nazionale con 159.516 casi totali nel nostro paese. Attualmente i malati sono 103.616 con un aumento di 1.363 unità rispetto a ieri. Guariti 35.435 più 1.224, sale a 20.465 la conta dei deceduti, visto che nelle ultime 24 ore purtroppo sono morte altre 566 persone. Andiamo a vedere anche i dati relativi al Veneto, i casi totali, anche questi diramati alle 18, minuto più minuto meno di questa sera, 14.288. Fortunatamente cala il numero dei malati perché vedete rispetto a questa mattina sono 56 in meno e quindi attualmente 10.710. Calano anche i ricoverati in area non critica, 1.420, così come quelli in terapia intensiva, insomma, che ora sono 240, sono 1739 invece i dimessi, mentre sale a 899 il dato dei deceduti. Come dicevi tu Giorgio, allora andiamo anche a vedere velocemente quali sono i punti principali dell'ordinanza annunciata oggi dal governatore Zaia. Eccola qui in vigore, ricordiamo, dalla mezzanotte, confermata la chiusura domenicale e festiva di negozi e supermercati. I mercati a cielo aperto proseguiranno nel rispetto delle norme precedentemente stabilite, quindi l'obbligo di contingentare gli ingressi e le uscite, ovviamente l'uso di dispositivi di sicurezza, mascherine, guanti e quant'altro. Anche qui attenzione, per uscire di casa obbligo di
di guanti e mascherina, se non ci sono guanti va bene anche del gel igienizzante. E poi le uscite di casa sono vietate con temperatura corporea superiore a 37 gradi e mezzo. Anche qui ci si appella quindi al buon senso dei cittadini di misurarsi la temperatura prima di uscire, cosa che tra l'altro poi potranno fare anche le aziende. E poi si può uscire di casa solo individualmente, salvo alcuni casi insomma, che erano stati di necessità, che erano già stati spiegati nei giorni precedenti. E anche qui attenzione, una novità, la famosa novità per quanto riguarda il limite dei 200 metri che decade, ma l'attività motoria però deve essere individuale e in prossimità dell'abitazione, quindi Zaia si appella anche in questo caso al buon senso, non c'è più un limite fisico proprio per quanto riguarda i metri, ma ovviamente bisogna sempre stare nei pressi della propria abitazione. E poi andiamo a vedere anche l'altra con le ultime disposizioni importanti per quanto riguarda i 2 giorni di festa, 25 aprile e 1 maggio, picnic e grigliate barbecue concessi solo nelle aree private e limitati al nucleo familiare residente, quindi non parenti, non vicini di casa, non amici, solo all'interno della propria abitazione. Viene autorizzato lo spostamento dei genitori che devono assistere alla nascita dei figli negli ospedali. Questo era un po' un vuoto normativo che la Regione ha deciso di colmare, dando la possibilità quindi per esempio al padre di recarsi in ospedale mentre sta nascendo il figlio. Per quanto riguarda i supermercati rimane in vigore l'obbligo di guanti e mascherine, oltre ovviamente al rispetto delle distanze, gli ingressi contingentati, quanto insomma abbiamo visto prima per i mercati. Poi attenzione, librerie, cartolerie e negozi di vestiti per bambini possono aprire 2 giorni alla settimana, esclusi festivi e prefestivi, ma attenzione, solamente i negozi abilitati esclusivamente a quei prodotti, quindi non chi ha anche quei prodotti, ma solo chi vende esclusivamente i prodotti che vedete elencati. Infine è confermata la consegna a domicilio, mentre le aziende che riaprono devono rispettare i protocolli di sicurezza, quelli stabiliti insieme alle parti sociali già qualche settimana fa. Bene Dennis, allora ricordiamo ai nostri telespettatori, se hanno dei dubbi possono pure mandarci dei messaggi oppure telefonare, cercheremo di chiarire tutto quello che c'è da chiarire, perché mi sembra che questa ordinanza chi non la vede positivamente, chi la vede positivamente, però è molto chiara e quindi non è che ognuno può decifrarla o metterla come vuole. Volevo iniziare una domanda al dottor Pipitone inizialmente, per via ritorno un attimino con i numeri prima dei collegamenti, ma questi nuovi infettati da dove arrivano? Se diminuiscono i numeri, i nuovi da dove arrivano, Pipitone? Perché tutti mi chiedono, ok, qui diminuiscono e veramente i numeri stanno diminuendo perché gli italiani sono stati tutto sommato bravi, però ogni giorno ci sono dei nuovi infettati. E mi ha chiesto da dove arrivano questi? Sicuramente teniamo presente che nuovi casi è gente che si è infettata anche 10, 15, 20 giorni fa. Questo significa che probabilmente noi abbiamo avuto una serie di persone che sono infettate all'interno della famiglia, numero 1, questa è la prima cosa. La seconda cosa, abbiamo avuto un sacco di casi, stiamo avendo con situazioni drammatiche, soprattutto nelle case di riposo, che è un problema enorme, in tutta Italia, ma soprattutto in Lombardia, anche in Veneto, una situazione abbastanza delicata per alcune RSA, e quindi sono i casi che in teoria e in pratica dovrebbero andare a smaltirsi nel giro di qualche settimana, nel giro di una settimana, 10 giorni, dovremmo. Il problema è capire poi se tutti sono attenuti alle norme, perché il problema è anche quello. La terza causa potrebbe essere il fatto che una parte di questi infetti è gente che non ha rispettato le norme, quindi è andata in giro, è andata a farsi... Sì, è andata in giro, ma dove l'ha preso? C'è problema certo, perché è andata in contatto con altre persone e quindi... E poi l'ha presa. Vengo poi, Antonio Pipitone, per me collegamenti, perché la prima parte avevo deciso di improntare sotto il profilo dell'economia, e poi ovviamente parleremo anche sotto il profilo sanitario. Lei fa parte anche di una parte politica, quindi può dire ovviamente anche la sua. Perché abbiamo collegato Pierpaolo Baretta, sottosegretario al MEF, e Roberto Marcato, assessore regionale sviluppo economico, però abbiamo anche collegato telefonicamente il professor Giovanni Deriu, che ovviamente è da un paio di mesi che segue la vicenda coronavirus e ha delle delucidazioni da darci in merito appunto ai tamponi, in merito a come soprattutto cercare di far sì che le aziende inizino le loro attività con la massima sicurezza. Allora, inizio il saluto
Pierpaolo, credo sia Pierpaolo Baretta collegato, e vedo adesso invece la fotografia di Giovanni De Rio. Allora, buonasera professore, inizio da lei rapidamente, così andiamo a sentire appunto lei che sta seguendo con molta attenzione questa storia del coronavirus e soprattutto come cosa può succedere nei prossimi giorni, perché le aziende che riapriranno le proprie attività riaprono appunto queste attività con una maggiore sicurezza. È collegato il professore? Buonasera a tutti, sì, sono collegato Giorgio. Ecco, prego professore allora. Buonasera a tutti prima di tutto. La via da seguire per l'emergenza sanitaria è stata ben identificata e tracciata dal governatore Zaia e dalla Regione. Oltre alla reclusione che stiamo patendo tutti quanti, ma è indispensabile, il test tampone è l'unico capace di individuare soggetti infetti e contagiosi, ma soprattutto gli asintomatici, che sono quelli più pericolosi. La difficoltà di reperire macchine e reagenti nel mercato internazionale è stata in parte superata. Fra qualche settimana si raggiungeranno 20.000 test al giorno. Saranno sufficienti per eseguire i tamponi nelle comunità più fragili di cui ha parlato il governatore, cioè ospedali, compresi i ricoverati, sottolineo, medici di base, case di riposo, forze dell'ordine, commessi. Va bene, certo professore, però parliamo per mettere in sicurezza la gente che domani riprenderà a lavorare nelle aziende, perché poi avremo ovviamente l'assessore regionale Roberto Marcato e anche Pierpaolo Baretta, il sottosegretario al MEF, che la stanno seguendo. Quindi lei so che aveva un'iniziativa con l'università, insomma... Sì, a mio avviso andrebbero aggiunte anche le carceri a questo elenco che ho fatto, che ha fatto il governatore Zaia. Parallelamente c'è il problema dell'emergenza economica, ovviamente. È urgente ripartire subito con tutta la filiera aziendale, cosa attuabile solo se si riesce a accentuare la sicurezza sanitaria però. È indispensabile cioè associare un progetto che porti alla realizzazione nel territorio veneto di alcuni laboratori virologici aggiuntivi. È l'unico modo per disporre di un numero congruo di test tampone per tutti gli operai all'entrata in fabbrica. Necessita di una regia da parte della Regione e dell'Università con la compartecipazione di Confindustria. Spero che il Presidente Mattarese sia in ascolto. Marinesi. Questo tranquillizzerebbe maestranze e sindacati e sarebbe ottimale per individuare nuovi casi infetti asintomatici. Sì, però professore, professor De Rio, per fare quello che dice lei ci vogliono soldini, ci vogliono dei soldi, ci vogliono certo, una ventina di milioni di euro. E per questo ci vogliono 20 milioni di euro. È certamente una strada complessa e anche imperfetta, ma è l'unica percorribile per accelerare i tempi in accordo col governo. Ma c'è la possibilità di trovare questi 20 milioni di euro, professore? 20 milioni di euro, diciamo, un tampone a operaio costa 30 euro circa, messo in opera. Il reperimento dei materiali è sicuramente, per questo che invoco la compartecipazione di Confindustria, il reperimento dei materiali è sicuramente agevolato dai contatti ufficiali tra le istituzioni e anche da quelli intrattenuti personalmente con i loro corrispondenti internazionali, dagli aderenti a Confindustria, dai membri della Regione, dai professori universitari e dalle Camere di Commercio. È stato molto chiaro. Senta, Grazie professore... per l'attenzione, vorrei un commento da parte dell'assessore Marcato e del Presidente Martarese. Poi ovviamente parlerò anche con l'assessore Marcato in merito, perché devo ovviamente andare con loro. Ma Confindustria della Regione Veneto è d'accordo nel contribuire a questa iniziativa che lei mi sta dicendo? Questo io non lo so, e questo è un sasso che butto nello stagno. È un bel sasso,
È un bel sasso. Va bene, Avrei grazie un commento professore. anche da parte del senatore Vittonci, che saluto se in ascolto. Perfetto, grazie, poi sentiremo che senatore. Grazie professore De Rio, ovviamente è un sasso mica tanto piccolo. Allora andiamo, dovremmo avere collegato Pierpaolo Baretta, chiedo alla regia se riesco a vederli entrambi in video, e anche Roberto Marcato, perché quello che diceva il professore, per mettere in sicurezza ovviamente gli operai, perché iniziano a produrre in sicurezza ci vogliono questi benedetti tamponi, però per fare questi benedetti tamponi ci vogliono tanti soldi, come abbiamo sentito. Vabbè, andiamo con ordine. Buonasera e grazie come sempre Pierpaolo Baretta, grazie. Buonasera a voi. Allora, la prima domanda che le faccio è quella che mi fanno tutti di porgliela, di farla. Oggi ovviamente molti sanno che lei è collegato con noi e quindi tutti mi dicono, anche imprenditori, piccole aziende, grandi aziende, e mi dicono ok, il Presidente, ne abbiamo già parlato con lei, il Presidente del Consiglio ha detto daremo dei soldi, sotto i 25.000 euro non ci saranno problemi perché il garante lo farà lo Stato. Per invece i soldi superiori c'è bisogno un attimino un po' più di burocrazia. Poi il giorno dopo ovviamente tutti si sono informati, tutti hanno cercato di capire qual è questa problematica e tutti hanno detto però ci sono le banche di mezzo, e lei come sa le banche non sono ben viste da nessuna parte, destra, sinistra, centro, alto. Ecco, allora perché le faccio una domanda che poi le farebbero tutti i telespettatori: come mai il Presidente del Consiglio dice non preoccupatevi che da garante saremo noi e i soldi ve li daranno facilmente, e poi ti accorgi che invece le banche faranno e creeranno qualche piccolo problemino? Beh, le banche non devono crearlo, soprattutto per sotto i 25.000 euro, perché come lei ha ricordato poco fa, non solo c'è la garanzia del 100% dello Stato, ma c'è anche la norma che prevede che non ci deve essere una misura di merito preventiva, che invece vale ovviamente per le cifre superiori. Quindi io mi auguro che si acceleri rapidamente. Certo c'è un problema che va superato, che le banche sono chiuse e quindi le pratiche telematiche non accelerano, ma sicuramente scuse non ce ne possono essere. Noi abbiamo chiesto collaborazione all'ABI, che è l'associazione delle banche, e ai più grandi istituti, e io penso che nei prossimi giorni, almeno per la parte più importante, che è quella delle cifre più basse, bisogna rendere operativo il pagamento. Voglio ricordare anche però che è possibile accedere a questi finanziamenti agevolati fino al 31 dicembre del 2020, quindi noi abbiamo messo a punto 8 mesi la possibilità, perché alcune banche, alcune aziende evidentemente hanno bisogno immediato, altre probabilmente possono fare dei conti anche in relazione a ciò che gli serve in funzione della ripartenza che ci auguriamo prossima. Ecco, senta Pierpaolo Baretta, mi spieghi, allora la banca dà questi 25.000 euro ma dà il 25% del fatturato, dunque non dà 25.000 euro a tutti ovviamente, tanto per capirci, dà il 25% del proprio fatturato, quindi per esempio se una fattura 100.000 euro la banca gli dà il 25% di prestito da parte ovviamente come garante da parte dello Stato, è così? Sì, è così, ed è uno dei punti in discussione sui quali adesso nei prossimi giorni il decreto va in conversione in Parlamento. Ci sono già 2 o 3 modifiche che sono state sollecitate anche dalle categorie economiche. Questa è una, l'altra è che forse si può allungare un po' il periodo di restituzione. Il decreto oggi è già operativo, ma possiamo migliorarlo nelle prossime settimane, col dibattito parlamentare. Quindi sì, ci sono sicuramente delle osservazioni corrette, però quello che era importante era mettere a fuoco la copertura del 100% e il fatto che non ci fosse la verifica preventiva da parte delle banche, che era quello poi ed è il punto più delicato. Ecco, è stato stabilito anche, sottosegretario, il periodo della resa dei soldi, esatto. Cioè in che tempi debbono rendere questi imprenditori questi soldi? 1 anno, 2 anni, 10 anni? In che tempi? Avete già detto, l'altra volta mi ha detto in tempi lunghi, però me li può dire proprio in tempo sì. Reale? Quelli previsti dal decreto sono 6 anni più 2 di rinvio del possibile a scelta dell'azienda di rinvio del pagamento, quindi sostanzialmente 8 anni
di tempo dal momento in cui si prende il finanziamento ed è questa una appunto delle osservazioni che ci sono state fatte, nel senso che per alcune aziende può essere utile invece che ci sia un periodo un po' più lungo. Lì dipende anche dall'entità che verrà richiesta. Senta Baretta, faccio sempre domande che mi hanno fatto ovviamente. Io azienda sono un attimino ovviamente per ovvietà per il momento in difficoltà economica e lo Stato mi dà, facciamo 20, io fatturo 100.000, mi dà 25.000 euro. Il prossimo mese, fra poco, devo pagarne 15 di IVA, però non li ho incassati perché le aziende sono in difficoltà e non me li hanno dati. Questo vuol dire, mi scusi la provocazione, che lo Stato mi dà i soldi e poi li rivuole per quanto riguarda per pagare l'IVA immediatamente, quindi io non ho, imprenditore, non ho avuto nulla. No, l'IVA e le ritenute sono tutte sospese per marzo, per aprile e per maggio, quindi praticamente il grosso delle tasse che le aziende pagano sono sospese. C'è poi una rateizzazione di rientro da luglio a dicembre di quest'anno, quindi in questi 3 mesi che sono i mesi più difficili, almeno speriamo che siano solo questi, le aziende non pagano né IVA né ritenute né altre fiscalità. Sono state sospese già anche quelle di maggio, di aprile e di maggio. Senta, invece per quanto riguarda le cifre più importanti, i 200, i 3.000 fino a 800.000 euro, lì la cosa comincia a complicarsi un attimino oppure è facile come i 25.000 euro? Dunque, dal punto di vista della garanzia più o meno è come i 25.000 euro perché noi mettiamo il 90% ma assieme ai confidi si arriva al 100%. Quello che cambia è che per cifre un po' più robuste è chiaro che le banche vogliono fare una verifica preventiva, però noi abbiamo stabilito un criterio che chi al 31 dicembre del 2019 non aveva problemi ha diritto ad avere queste richieste senza particolari verifiche, perché quello che conta è che fossi in regola in quel momento, perché adesso tutti sono in difficoltà, quindi non può essere fatta una valutazione di merito su quello che succede in queste settimane, perché ovviamente tutte le imprese hanno problemi di liquidità in questo momento, quindi la verifica di merito fatta ad aprile sarebbe poco utile, nel senso che darebbe sempre risultati negativi. Quindi noi abbiamo stabilito una data che è il 31 dicembre 2019 per sapere se un'azienda era in condizioni positive o se aveva già difficoltà. Ecco, l'ultima, poi c'è Roberto Marcato che vuole intervenire ovviamente e se lei può rimanere collegato un attimino così cerchiamo anche di chiarire e la ringrazio ovviamente Baretta perché è molto importante questo collegamento con lei. I 600 euro arriveranno rapidamente anche quelli perché non sono arrivati a nessuno per il momento? No, nessuno no, a qualcuno sono già arrivati. A pochi non sono? È un numero, sì, pochi è cominciato. L'INPS ha avuto domande, un numero importante di domande, sono circa, le dico poi il numero preciso, di domande, sono 3.000, il giorno 8 di aprile, quindi 2 o 3 giorni prima di Pasqua, è l'ultimo dato che ho, erano arrivate 3.650.000 domande per i 600 euro, quindi l'erogazione è già iniziata, penso che entro il 15-20 di aprile al massimo tutti saranno pagati, perché in questi casi il problema è mettersi in moto, una volta che la macchina è partita poi va abbastanza rapidamente. Sono 3.650.000 domande, sicuramente sono di più ad oggi, questo è un dato di qualche giorno fa. Bene, tranquillizzato adesso per il momento le mie domande ha risposto in maniera molto completa. Ho Roberto Marcato collegato e ringrazio che Roberto Marcato avremo avuto un po' di problemi con i collegamenti e quindi siamo collegati col telefonino, pensate la tecnologia moderna riesce a fare questo. Vediamo se riesco a vedere Roberto Marcato, così chiedo subito ovviamente all'assessore regionale cosa ne pensa e se è d'accordo su tutto quello che ha detto Baretta. Buonasera Marcato, grazie di essere con noi anche a lei. Grazie per l'invito, buonasera a tutti. Ma allora, sì, Baretta ha detto delle cose corrette, diciamo che in termini comunicativi forse è il caso di fare un po' di chiarezza però, perché intanto allora quando sentiamo che il governo parla di 100 miliardi di liquidi
iniettati nel sistema, in realtà stiamo parlando esclusivamente di credito, ok? È solo ed esclusivamente credito. Mi sentite? Sì, un po' così, però il concetto l'abbiamo capito bene, Marcato. Ecco, è solo credito. Quindi in realtà diciamo, la manovra consiste in 20 miliardi a deficit e potenzialmente sprizionano 400 miliardi di credito alle imprese, che in realtà le aziende che non saranno in grado di per il ritmo efficiente. Non sentiamo, Roberto, sentiamo. Le aziende che ahimè non hanno la credito perché non... Roberto, credo, facciamo così, Roberto Marcato, non lo sentiamo. Problemi di collegamento. Sentiamo il collegamento, facciamo così, chiedo alla regia, ritorniamo con Pierpaolo Baretta che Antonio Pipitone vuole fare una domanda e poi facciamo un collegamento telefonico con Roberto Marcato, abbiamo visto che è collegato con noi, lo facciamo telefonico così riusciamo un po' a interagire e riusciamo a capire quello che vuole dire l'assessore regionale con Pierpaolo Baretta. Pipitone, possiamo rimettere in video Pierpaolo Baretta? Eccolo qui. Pipitone, vuole chiedere qualcosa? Sì, volevo chiedere al sottosegretario se hanno già la possibilità di utilizzare anche qualche strumento europeo dal punto di vista economico. Non ho sentito. Prova prima col telefono. Abbassiamo l'audio di Marcato per cortesia, prego Antonino. No, chiedevo al sottosegretario che oltre ai fondi che ha stanziato il governo, se possono già utilizzare anche qualche fondo europeo, tipo i 100 miliardi per la cassa integrazione, oppure altri fondi che possono essere aggiunti a quelli che stanno già arrivando, insomma, speriamo che arrivino presto alle aziende. Sì, i 100 miliardi della cassa integrazione sono in via di definizione e sono utilizzabili. Noi pensiamo anche di poter utilizzare i fondi europei che sono stati assegnati Abbassiamo un attimino regia, grazie Marcato per cortesia perché altrimenti non sentiamo bene Baretta. Chiedo scusa ai telespettatori, ovviamente siamo in rigorosa diretta. Prego Baretta. Di utilizzare anche i fondi europei, quelli che ci erano stati assegnati e che sappiamo che in molti casi non sono stati poi spesi e quindi utilizzare anche queste riserve che sono a disposizione delle regioni perché sono finalizzati alle regioni, mantenendo, ovviamente ne abbiamo discusso proprio in Parlamento la settimana scorsa, mantenendo le dotazioni regionali, quindi non cambiando le dotazioni regionali, però utilizzare anche quelli. Quindi avere a disposizione i fondi nuovi che l'Europa ha deciso, ma anche i fondi arretrati che in molti casi non abbiamo utilizzato del tutto e orientarli anche al coronavirus, e molti di questi dovrebbero andare a sostegno soprattutto della sanità, che è una delle componenti sulla quale abbiamo investito una parte delle risorse di questo mese. Marco Schiesaro, sindaco di Cadore, prego. Sì, buonasera dottor Baretta. Le volevo porle due domande. Io sono un primo cittadino e mi arrivano molte istanze dei cittadini e mi chiedono, io adesso sono in cassa integrazione, sono in difficoltà, sindaco, ma quando arriverà la cassa integrazione? Cioè se noi dobbiamo pensare ad una cassa integrazione come l'abbiamo conosciuta fino a ieri, noi abbiamo molti milioni di cittadini che non possono attendere mesi o molte settimane perché naturalmente devono portare a casa, mettere in tavola qualcosa da mangiare e quindi devono pagare le utenze, le bollette e tutte le cose che noi conosciamo. Seconda domanda che io le pongo è forse un po' critica, nel senso, è giusto che per una crisi sanitaria, e noi oggi stiamo conoscendo, la cui colpa non è né vostra né del governo né sua ovviamente né degli imprenditori, è giusto che il mondo e l'imprenditoria italiana o veneta esca da questa crisi indebitata? Cioè è giusto che un imprenditore debba indebitarsi oggi, cioè debba ricorrere a debiti per poter vivere e per poter uscire da questa profonda crisi e magari non pensare, come hanno fatto i colleghi tedeschi, a dei fondi perduti sostanziosi alle partite IVA?
Allora, rispetto alla prima domanda, diciamo sempre i dati di 2 o 3 giorni fa, perché non dispongo dell'aggiornamento, essendo oggi un giorno semifestivo, metà per la verità, che metà abbiamo lavorato. Le domande al momento sono quasi 3 milioni di domande di cassa integrazione, un po' meno della metà delle quali sono già state erogate, le altre sono avviate, e c'è anche un accordo con le banche perché ci sia l'anticipazione. Quindi io penso che, come ho detto prima, per i 600 euro, nei primi giorni è sempre così, ma una volta che è partita la macchina dell'erogazione poi non ha più impedimenti, e soprattutto adesso è meglio essere molto più veloci. Rispetto alla seconda domanda, che è molto più delicata, è chiaro che noi siamo in una situazione di emergenza tutti, lo è anche il governo, lo sono anche le finanze pubbliche. Noi in un mese solo di denaro fresco, senza parlare delle garanzie, poi era una delle cose che stava dicendo prima per quel poco che ho sentito Marcato, ma magari su questo poi interloquiamo dopo con lui. Noi in un mese, tra quello che abbiamo già stanziato, 25 miliardi, e gli altrettanti che prevediamo tra una decina di giorni col decreto aprile, solo di denaro fresco, chiamiamolo così, tra mancate tasse che entrano, cassa integrazione pagata, eccetera, abbiamo tirato fuori circa 60 miliardi, di cui la metà sicuramente in debito. Quindi lo Stato si sta indebitando molto per sostenere l'economia. Quindi è certo che non è giusto che tutti noi ci indebitiamo, lo Stato, gli imprenditori, eccetera, ma le nostre risorse, le risorse del Paese Italia, che stiamo facendo tutti degli sforzi straordinari, è chiaro che non dispongono, ad esempio noi abbiamo un debito pubblico che è il doppio di quello tedesco, e quindi abbiamo questa situazione. Dopodiché sulle misure tedesche, attenzione, perché loro hanno fatto un'altra operazione, ma per esempio il sostegno alla cassa integrazione non ha la stessa dimensione di quella che abbiamo portato noi, facendo in modo che non ci fossero migliaia di licenziamenti, rischio vero. Quindi è chiaro che l'indebitamento è un problema, però voglio dire che ad esempio in questo indebitamento gli interessi previsti sono dello 0,2%, quindi simbolici, proprio perché deve essere un indebitamento che possa essere retto anche da chi lo fa. Roberto Marcato è collegato telefonicamente, credo che tutto funzioni, ora tranne il video ovviamente, però l'abbiamo collegato, quindi dovremmo sentirlo molto bene. Roberto è collegato, Roberto Marcato? Sì, eccomi qua, mi dispiace, purtroppo questa sera va così e quindi nessun problema. Allora Roberto Marcato stava dicendo il Sole Regionale ovviamente dello sviluppo economico, stava dicendo Roberto? Sì, allora, no, in termini proprio di comunicazione è giusto dire come stanno le cose, e cioè in realtà parliamo esclusivamente di crediti, punto, cioè questi 400 miliardi che il governo ipotizza di iniezione di liquidità all'interno del sistema produttivo sono esclusivamente prestiti che le banche fanno alle aziende. Allora, perché dico ipotetici 400 miliardi? Perché in realtà fra quelli che non avranno la possibilità di accedere perché il rating non lo consente, fra quelli che non avranno la forza, ahimè, di arrivare al credito, e altre fattispecie, in realtà noi avremo una cifra che sarà vigorosamente inferiore ai 400 miliardi. Dopodiché io mi rendo conto perfettamente che immaginare altre linee di investimento sia difficile, perché il nostro Paese non è sicuramente messo benissimo, però si possono evitare di fare degli errori, a mio avviso, macroscopici, perché nel momento in cui noi dobbiamo reperire risorse, io credo che per esempio siano da escludere, e mi dispiace, siano da escludere tutti i lavoratori in nero, cioè chi non ha contribuito al sistema sociosanitario del Paese non è meritevole di ricevere alcunché. E quindi non possiamo immaginare di dare 800-900 euro ai lavoratori in nero, a parte il fatto che eticamente io lo trovo irricevibile. Però di fronte a delle scelte che dobbiamo fare, non avendo risorse a disposizione, io quei soldi là piuttosto li do all'artigiano che fa fatica a rialzare la testa.
perché di fronte a una situazione di crisi come questa è del tutto evidente che un paese deve fare delle scelte. Poi ci sono altri elementi, i percettori di reddito di cittadinanza. Mi volete spiegare per quale motivo questi qua non possono andare a lavorare nei campi visto che abbiamo bisogno di manodopera? E se dicono di no, come so io per certo che di fronte a alcune chiamate dicono di no, a questi non bisogna aspettare le tre chiamate, perché in tempi di emergenza a questi va tolto il reddito di cittadinanza immediatamente. Dopodiché mi rendo conto che se la matrice culturale è quella di Beppe Grillo, il padre padrone del Movimento 5 Stelle, che parla addirittura di reddito universale, cioè lo diamo sia allo spacciatore che al lavoratore che si spacca la schiena o all'artigiano, voi capite che diventa difficile immaginare dei provvedimenti che abbiano senso. In buona sostanza, io sono dell'avviso che in questo momento storico che stiamo vivendo c'è bisogno di fare una selezione degli interventi. Risposta? Le tre regioni economicamente più colpite sono Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna, e a queste tre regioni oggi bisogna dare le risorse maggiori, perché se ripartono queste riparte il paese, se non ripartono queste tre regioni il paese muore. Pierpaolo Baretta, sentiamo Pierpaolo. Sì. Polemica inutile, nel senso che nessuno ha mai pensato di dare i soldi ai lavoratori in nero, noi li diamo a chi ha bisogno. No? Quando noi abbiamo dato 400 milioni, l'importante guarda, posso Marcato non attaccarti a una dichiarazione, guarda i fatti e guarda l'operatività. Quando noi abbiamo dato i 400 milioni, ai comuni per i buoni spese, i comuni, credo, non hanno guardato che contratto avevano la gente, hanno guardato chi aveva fame e chi non aveva fame. E io credo che questo deve essere il criterio da adottare. Chi ha bisogno di essere sostenuto può essere un commerciante, può essere un precario, può essere uno stagionale, può essere qualcuno che non ha lavoro, un disoccupato. In questa situazione di emergenza abbiamo dei casi sociali che vanno affrontati in quanto casi sociali, e questo io penso debba essere il criterio generale che dobbiamo aiutare. E quindi in questo senso non mi porrei il problema, guarderei soprattutto al fatto che noi adesso dobbiamo creare un nuovo finanziamento per quelle fasce di persone che sono senza reddito. Dopodiché, su questo io l'ho già detto l'altra volta quando ci siamo incontrati, proprio mi pare in questa trasmissione, che io sono d'accordo sull'idea che ci possa essere l'utilizzo delle persone che hanno sovvenzioni pubbliche per lavorare, soprattutto adesso abbiamo un problema particolare in agricoltura, che non possiamo permetterci di perdere il raccolto, quindi non c'è nessuna obiezione da parte mia su questo, e penso che sia un provvedimento che, al di là se sono quelli con reddito di cittadinanza o se sono quelli che hanno la cassa integrazione o altre forme di sostegno, non c'è dubbio, bisognerà stabilire qual è il criterio, ma sicuramente io non vedo nessun impedimento a fare a scegliere una strada di questo tipo. Ecco, senta, Pierpaolo Baretta e anche ovviamente Roberto Marcato, io vi faccio una domanda molto più semplice. Oggi con l'ordinanza di Zaia e con l'ordinanza che ha fatto Conte l'altro giorno, le banche rimangono aperte un paio di giorni alla settimana, addirittura dovrebbero essere 3 giorni, però qualcuno è rimasto chiuso anche il venerdì, forse domani saranno ancora chiuse. Le faccio questa premessa perché ovviamente poi chi deve andare deve prenotare la propria operazione, deve prenotarla via telefonica. Se tutta questa gente ha bisogno di soldi e le banche avranno questi turni, questi orari per ancora 3 settimane, praticamente fino al 3 e il 4 maggio, quanta gente insoddisfatta ci sarà che non potrà comunicare con le banche per avere anche un prestito di 5.000 euro? Pierpaolo Baretta? Tutti coloro che hanno strumenti, il conto online, eccetera, possono usare, perché abbiamo messo una disposizione per facilitare l'utilizzo delle richieste via telematica e quindi evitare la coda nelle banche.
Ovviamente ci sono molte persone che non hanno e non usano questi strumenti e lì bisognerà forse porci il problema dopo questa prima settimana di verifica di capire se questi turni sono sufficienti o se bisogna magari fare uno sforzo maggiore proprio sul sistema bancario. Certo, l'ultima domanda la fa il consulente finanziario Giuseppe Troisio e poi la concedo la ringrazio ovviamente. Prego Troisio. Sì, buonasera. Allora, io come anticipato mi occupo più di investimenti, però la domanda che volevo chiederle è questa. Allora, anche i vantaggi che possono avere i risparmiatori nell'investire in questo momento qua, che i listini chiaramente hanno avuto dei crolli, possono dare un aiuto nella gestione familiare. Capita che però questi investimenti sono un po' bloccati in alcuni casi, perché chiaramente il risparmiatore dice non so quando mi arriveranno gli aiuti, allora mi tengo la liquidità pronta, dovessero esserci delle lungaggini perché non mi sento chiaramente di investirla. Allora la mia domanda è, sono due domande pratiche, quando voi parlate di concedere praticamente questi prestiti sotto i 25.000 euro senza la misura preventiva, io volevo chiedere, la banca come si deve regolare? Perché? Perché esiste anche un merito creditizio. Allora, la persona che viene a richiedere logicamente questo finanziamento dicendo ho diritto ad averlo, però in condizioni normali probabilmente non lo riceverebbe. La banca che cosa deve fare in questo caso qua? E questa è la prima domanda. Perché glielo chiedo? Perché chiaramente non essendoci le condizioni si rischia di perdere questo denaro qui. La seconda è se sul tavolo della trattativa c'è uno snellimento burocratico importante, perché è fondamentale in questo momento la velocità di questi aiuti e sarebbe anche importante che nel momento in cui venisse comunicata una data, questa data venisse rispettata per ricreare un po' quel clima di fiducia che in questo momento è importantissimo. Pierpaolo Barretta. La banca non li perde perché sono garantiti dallo Stato, semmai li perde lo Stato. Questo va chiarito e va detto con chiarezza, perché aggiunge un problema in più, ma risponde al tema che lei ha detto. Le banche hanno un solo criterio: il 31 dicembre del 2019 quell'azienda era in condizioni normali, se era in condizioni normali sotto i 25.000 euro la copertura c'è tutta, non c'è bisogno di fare verifiche di merito preventive. Si accolla allo Stato il rischio, la media, come lei sa bene, degli insoluti sono circa il 9%, ammettiamo che in questa situazione stiano un paio di punti in più, è un rischio che noi ci assumiamo nell'erogazione dei 750 miliardi, che sono questa la cifra, tra i 350 del mese scorso e i 400 di adesso, si può mettere nel conto, come sempre fa anche il sistema bancario, questo dato. Quindi da questo punto di vista la copertura c'è. Sì, lo snellimento delle pratiche è assolutamente necessario. Una di queste è proprio quella di utilizzare, come stiamo facendo tutti ormai da un mese, molto di più gli strumenti online per poter consentire che ci sia anche la richiesta e le firme e anche, diciamo, la produzione di documentazione la più rapida possibile. Quello che dobbiamo stare attenti, lo voglio dire senza nessun allarme, perché l'altro giorno c'è stata una persona in Germania che ha detto una grande stupidaggine perché l'ha scaricata sui paesi Italia, però noi dobbiamo anche stare attenti che non ci siano incursioni in questa larga massa di disponibilità finanziaria delle associazioni criminali che potrebbero inserirsi attraverso prestanomi. Quindi un certo controllo a posteriori va fatto, non a priori per i 25.000 euro, ma a posteriori va fatto, perché noi dobbiamo garantire anche che i clienti buoni, i clienti onesti siano quelli che possono usufruire davvero di queste risorse. Prima di congedarlo, Pierpaolo Barretta, Roberto Marcato, la domanda: è soddisfatto di quello che ha fatto il governo? Poteva far di più? E se sì, cosa poteva fare per far di più? Perché ovviamente essendo all'opposizione un attimino c'è sempre un po' ci sono vedute diverse, ecco. Roberto Marcato, secondo lei poteva far di più o hanno fatto il massimo che potevano fare secondo lei questo governo? Allora,
tutto il tema del credito è una scelta necessaria ma non sufficiente, nel senso che questo è quello che doveva fare il Paese, garantire il credito, perché altrimenti se non garantisce il credito in una fase come questa, che è una fase di estrema difficoltà, rischia che il sistema Paese salti. Quindi questa era una scelta che andava fatta subito e ha fatto bene il governo a farla. Non è sufficiente, nel senso che ci sono, allora pensiamo al nostro tessuto produttivo veneto, il 97% delle aziende ha meno di 10 dipendenti, quindi noi stiamo parlando di micro aziende, neanche piccole, micro aziende. Queste piccole aziende rischiano di farsi dare il credito in realtà per pagare gli affitti e le tasse e quindi non riescono ad avere la liquidità sufficiente per rimettersi in moto. E poi c'è tutto il tema di un settore che pagherà le pene dell'inferno, e mi riferisco a tutto il settore del turismo, delle agenzie di viaggi, dei bar, dei ristoranti, che mentre le altre attività pian pianino riusciranno a rimettersi in moto, queste non fosse altro che per problemi anche psicologici dei clienti che avranno tutta una serie di remore nel ritornare alla normalità, questi sono settori che pagheranno davvero tantissimo. E quindi su questi settori bisogna intervenire in maniera diversa. Dopodiché sulle banche... Ma in maniera diversa, fermo, Marcato, fermo. In maniera diversa abbiamo capito, ma come? Cioè in maniera diversa, mi spieghi anche come in maniera diversa. Allora, intanto, so già come dire la critica, nel senso non si può fare a tutto a tutti, perfetto. Allora, in maniera selettiva bisogna immaginare che per qualche settore o qualche azienda le scadenze fiscali non possono arrivare a giugno, perché a giugno questi non hanno la forza di pagare le tasse, devono essere tutte quante procrastinate alla fine dell'anno, almeno alla fine dell'anno. E questo è un tema, perché se tu vuoi lasciare liquidità a un'azienda, la prima cosa che devi fare è non fargli pagare le scadenze immediate che hanno. Non dico per tutti, ma per quelle che certo, sono di più. Roberto, cerco, assolutamente sì. È stato chiaro, cerco a tutti e due di abbreviare perché sono tempi televisivi. Si può far questo? Pierpaolo Baretta è sottosegretario al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ovviamente è una persona che copre un ruolo molto importante per quanto riguarda questa problematica. Si può fare come dice Roberto Marcato, cioè si può dire, caro governo, cercate di far pagare alle piccole imprese, alle medie imprese, ai bar, tant'altro, le tasse, ma portatele a fine anno, perché questi poveri Cristo devono pur vivere e se gli date i soldi e poi devono pagare a giugno è come non darglieli, ecco. No, si può fare questo? Sì, ma sono già dilazionate da giugno fino a dicembre, può darsi che non basti per alcuni settori, ma sono già dilazionate. Per esempio sul settore del turismo sono anch'io d'accordo che ci vuole un piano straordinario fatto di due cose: allungamento della cassa integrazione più che ad altri settori, gestione appunto delle tasse, ma poi anche degli incentivi, perché quest'anno noi avremo sicuramente pochissimo turismo straniero, forse dobbiamo favorire un po' del nostro turismo italiano, magari nelle zone vicino a casa. Speriamo che sia un agosto di lavoro, ma sicuramente alcune famiglie con i figli avranno comunque bisogno di fare un po' di spiaggia, un po' di mare, e quindi dovremo favorirlo anche con incentivi. Questo è quello che abbiamo in mente e penso vada fatto. Ecco, l'ultimissima, per una domanda, una curiosità mia e poi la ringrazio ovviamente. E questi 400 miliardi poi chi li paga? No, innanzitutto... cioè voglio dire, se detto, completo, mi scusi per... No, sono 400 miliardi, dobbiamo chiarire questa cosa qua, non sono 400 sono 750. Quindi non li paga nessuno. Sono 750 Marcato. Ma no, ma sono garanzie per 400 sono garanzie, non riesco a sono garanzie, no, sono garanzie che possono sviluppare. Sono 400 miliardi messi dallo Stato, quello lo sappiamo. Lo Stato mette 30-40 miliardi che sviluppano anche 50, che sviluppano la possibilità che le banche diano credito per 750 miliardi, normalmente il 90%, 92% torna indietro con pagamenti regolari.
Quindi Esatto. il problema, diciamo, non esiste. Non esiste, perfetto. Io avevo, perché tanti che qui mi hanno chiesto anche per quanto riguarda il dato mercato, ok, questi 35 miliardi che sono un 750 come avete tutto voi, però alla fine chi li paga? Aumenteranno le bollette a settembre-ottobre, aumenterà la luce, l'acqua, il gas? non c'entra niente. Scusa, abbiamo chiarito Non che li paga questo nessuno, perché non li tira fuori nessuno. Esatto. abbiamo chiarito, abbiamo chiarito che Almeno questo questo abbiamo chiarito, Pierpaolo Baretta, che è una domanda che si fanno un po' tutti poi dico, Assolutamente tanto ci legittima. danno i soldi con una mano e con l'altra se li portino via. A No, questa no. domanda lei ha risposto in maniera molto chiara e quindi abbiamo dato sicurezza ai telespettatori che ci stanno ascoltando che non verranno aumentate le tasse a settembre-ottobre. Grazie a Pierpaolo Baretta e grazie anche a Roberto Marcato, grazie a tutti e due. Grazie a voi, buona Grazie, serata. noi andiamo in pubblicità, a tra poco. Vabbè, è complicata la situazione.